Benvenuti e buona domenica, oggi è il 23 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 19:42, la luna si leva alle 16:35 e cala all'1:58. Oggi si celebra Santa Rosa da Lima. Il nome rosa ha origine latina e il suo significato si riferisce ovviamente al fiore. Il 23 agosto si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale della commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, allo scopo di imprimere il ricordo di tale tragedia nella memoria di tutte le popolazioni. La data è stata scelta a ricordo della notte tra il 22 ed il 23 agosto 1791 che ha visto a Santo Domingo l'inizio delle rivolte che avrebbero poi giocato un ruolo cruciale nell'abolizione della tratta degli schiavi attraverso l'Oceano Atlantico. La giornata costituisce un'opportunità per la considerazione collettiva delle cause storiche, dei metodi e delle conseguenze di tale tragedia, nonché per un'analisi delle interazioni a cui questa ha dato origine tra Africa, Europa, Americhe e Caraibi. Spegne oggi 43 candeline l'amichevole Spider-Man di quartiere, l'attore americano Andrew Garfield, di successo mondiale. Candidato a 2 premi Oscar, ha conquistato pubblico e critica per il ruolo di Peter Parker nella saga The Amazing Spider-Man e per le sue interpretazioni magistrali in film come Social Network, La battaglia di Hacksaw Ridge e Tic Tic Boom. Festeggia 58 anni anche il cantautore Alex Britti. Collaborando con 2 grandissimi come Buddy Miles e Billy Preston, arriva il successo alla fine degli anni 90. Il singolo Solo una volta diventa così la colonna sonora dell'estate 1998 e lo proietta ai vertici delle classifiche italiane. Nello stesso anno, con le hit Mi piaci e Oggi sono io, si aggiudica poi 3 dischi di platino. Ed infine tanti auguri al comico e conduttore radiofonico Giovanni Vernia, che compie oggi 53 anni. È diventato famoso per l'interpretazione del personaggio Johnny Groove, comparso per la prima volta a Zelig. È protagonista anche al cinema di un film diretto da lui stesso, Ti stimo fratello. 19 minuti dopo la mezzanotte del 23 agosto del 1927, 99 anni fa, nella prigione di Charlestown vicino a Boston, Nicola Sacco viene giustiziato sulla sedia elettrica. 7 minuti dopo, la stessa sorte tocca al suo amico Bartolomeo Vanzetti. Alla notizia dell'esecuzione, per le strade di mezzo mondo si scatenano proteste di migliaia di persone che hanno seguito l'intera vicenda dei 2 immigrati italiani. Il ciabattino della provincia di Foggia e il pescivendolo nativo del Cunis, giustiziati per un duplice omicidio che non hanno commesso. Sapete perché l'effetto serra si chiama proprio così? Per alcuni gas dell'atmosfera si comportano proprio come le pareti del vetro di una serra. Lasciano quindi passare i raggi solari ma trattengono il calore riflesso della superficie terrestre. Questo effetto è fondamentale per la nostra vita. Immaginate che se non ci fosse proprio l'effetto serra, la temperatura media sul nostro pianeta sarebbe di meno 18 gradi centigradi. Se ne avete sentito parlare in termini negativi, è dovuto sicuramente al fatto che l'aumento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera a causa dell'inquinamento non ha fatto altro che aumentare l'effetto serra che negli ultimi anni scalda la Terra in modo allarmante. Buona domenica e benvenuti all'appuntamento con le stelle. Concludiamo questo fine settimana d'agosto dando uno sguardo a come si muovono i pianeti e ai consigli che gli astri hanno in serbo per noi oggi. Ariete. Una domenica all'insegna del movimento. Avete ancora tantissima energia da spendere. Assecondate la voglia di esplorare, fare sport o stare all'aria aperta in buona compagnia. Toro. Parola d'ordine della giornata. Relax assoluto. Bandite ogni pensiero legato ai doveri o alla pianificazione della prossima settimana e concedetevi il lusso di non fare nulla. Gemelli. Siete carichi di entusiasmo, ironia e fascino. Ottima giornata per i single che vogliono fare nuovi incontri o semplicemente per divertirsi e ridere con gli amici di sempre. Cancro. Sentite il bisogno di ritagliarvi un piccolo angolo di pace tutto vostro. Una spiaggia tranquilla, una buona lettura o una passeggiata rigenerante faranno miracoli per l'umore. Leone. Il cielo brilla per voi. Sarete i veri animatori di questa domenica d'agosto, capaci di portare allegria, calore e soluzioni brillanti ovunque decidiate di passare la giornata. Vergine.
È il momento di mettere da parte la razionalità e i troppi calcoli mentali. Ascoltate di più il cuore e lasciatevi andare a un gesto spontaneo verso la persona che amate. Bilancia. Una splendida armonia avvolge la vostra vita sentimentale. Sfruttate la giornata per fare progetti romantici o semplicemente per godervi la totale complicità con il partner. Scorpione. Sarete particolarmente magnetici, affascinanti e un pizzico misteriosi. Qualcuno cercherà di leggervi dentro, ma svelerete i vostri pensieri solo a chi merita davvero. Sagittario. La luna vi regala un grande senso di libertà e ottimismo. È la giornata perfetta per improvvisare una gita fuori porta, esplorare un posto nuovo o fare qualcosa di insolito. Capricorno. Ottimo momento per rigenerarsi in vista della nuova settimana. Dedicate la serata a una cena tranquilla, staccate la mente e circondatevi solo di affetti sinceri e positivi. Acquario. Siete aperti al dialogo, all'ascolto e al confronto. Se c'è stata una piccola incomprensione nei giorni scorsi, oggi troverete le parole giuste per fare pace e sorridere. Pesci. Una domenica magica, sognante e super romantica. Sarete guidati da una fortissima intuizione. Fidatevi delle vostre sensazioni profonde. Non vi deluderanno affatto. Buona domenica di cuore a tutti. L'appuntamento con l'oroscopo quotidiano torna domani per iniziare insieme una nuova settimana. Osservando i disagi degli automobilisti alle prese con superfici ghiacciate o invase dal fango, l'americano Harry Weed cominciò a lavorare ad una soluzione. Partì infatti dalla scarsa praticità del sistema di funi adottato fino a quel momento ed escogitò un sistema di grip flessible e facile da smontare. Una rete di anelli metallici da avvolgere attorno ai pneumatici, ed è proprio così che nacquero le catene da neve. Il brevetto divenne rilasciato a Weed il 23 agosto del 1904, nonché 122 anni fa. Oggi voglio parlarvi di un famoso detto: The squeaky wheel gets the grease, che in italiano possiamo tradurre con la ruota cigolante riceve l'olio. Ma che cosa vuol dire? Semplicissimo. Se avete bisogno di assistenza o volete che qualcuno si accorga di voi, non abbiate paura di farvi sentire. Il 23 agosto 1977, 49 anni fa, all'aeroporto di Shafter in California, una folla si era radunata per vedere un mostro. Una creazione dell'ingegnere Paul McCready. Non era un aereo tradizionale, ma era una bicicletta alata con Brian Allen, un ciclista non professionista alla guida. McCready lo aveva ingaggiato per partecipare ad una sfida, cioè vincere il premio Kremer di $50.000 per il primo volo umano con la sola forza dei muscoli. Con grande determinazione Allen pedalò furiosamente. Nonostante la velocità molto bassa, il mostro si staccò da terra e volò a mezz'aria. 2 anni dopo, McGrady e Brian Allen compirono un'altra impresa straordinaria. Attraversarono il canale della Manica con la bicicletta volante, ma l'ingegnere non si fermò qui. Continuò infatti ad inseguire un sogno. Purtroppo questo progetto rimase irrealizzato fino alla sua morte. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Chiedetevi se siete felici e cesserete di esserlo. Io in realtà sono dell'idea che è bello essere consapevoli piuttosto della propria felicità. Ad esempio, io sono consapevole e felice di dirvi che vi aspetto sempre qui anche domani sugli stessi schermi con il nostro almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.